dilemma. Eterno dilemma. Se no, devo portare lui. Porto il coltello però. Oh, non lo so. Porto la silenziata, fa ancora. Cosa sono i fucili? Forte tosse. Posso mettere più questa. Che mi porto? Dai, quanto è bella sta canzone. Siciliano Player, ciao. Cazzo è stato? Che palle per Ciao. Benvenuto. me. Questa festa è... Questa festa? No, mi sono cagato, ho sentito doppia musica, ho fatto che cazzo succede? Ho sentito... Tylko jedno w głowie. Grazie mille per il Poi che follow. canzone polacca, che cos'era? Cosa la canzone? Sì. Ma io stai giocando, mi sogno comunato qua. No, ancora il matchmaking, sogno. E come dare le picciolette.
Però la canzone di per sé, il testo è fighissimo. E cioè è tristissima, ti mette una depressione assurda, anche se non sembra. Attenzione, quella dei ring, bici, ciao. Ah, dovrei farmi una tastiera a parte solo per gli audio di Franchino. Cosa? Per... Cos'è sta roba? Esatto. Allora, poi appena finiamo di giocare, se mi ricordo vi mando, vi faccio vedere chi è Franchino. E Franchino è stato uno dei, penso, dei più grandi DJ italiani degli anni 90. Solo che palesemente, cioè, ha il cervello distrutto dalle peggio droghe. E Ah, faceva posto, ste io live dove si metteva a cantare e raccontare cazzate. Ma cos'è anche E peggio raccontava... peggio di Benson? Richard Benson come squagliato lì. Sì, è tipo Benson, ma per la versione techno. Cioè. Versione tech. Ma racconta tutte queste storie fottute, distrutte, e fa sgregare. E tipo in sta canzone racconta la storia del Big Bang e lui lo chiama la grande botta. Ma cosa? Una grande bocca. Mica, E questo poi è fa quello che bippa. Ricky, fagliela sentire la grande botta. E poi no, bellissimo. La gente è squagliata malissimo, perché Sì, ma è un grande Franchino. la grande botta, infatti l'hanno scritto in chat anche la grande botta. Sì, fagliela sentire la grande botta. Ok. Dovremmo esserci. Vediamo. Vai. Ci siamo. Adesso non mi sa cazzo qua però. Esiste mai una minchia. Ok. Ne. Non siamo comunati. Oh, ah, vicinissimo. Corpi di merda. Ora si passa. Forse se. Vabbè. Ma dove cazzo sono? Guarda. Bastardi corvi, non li avevo visti. Dov'è? È qua dentro, no? Sì, cazzo. Merda. Che fa? Ammazzano.
mai mi sono rimaste 2 tacche di energia? Non ho che 4 tacche. Che merda è? Corazzato. Che cazzo? Vado qua. Corvi di merda. Sparano. Quella direzione. Sono vicini. Cazzo di corvi. Ovunque. Merda, pure lo schifo c'è. Merda. Non li avevo visti. È incredibile. Ovunque. Non è rosso. Già stanno lottando contro il boss, mi sa. C'è qualcuno. Cazzo, sono completamente scoperto io. Cazzo, eccolo.
Merda, m'ha visto. Aia. È qua vicino ancora, secondo me. Swave. Ciao, paga. Dove sei, pezzo di merda? Dove sei? Non so, forse si è allontanato. Forse si è allontanato. O può darsi che è messo là in attesa, pezzo di merdaccia. Qua, qua, qua. Cazzo. Cazzo, si stanno ammazzando, qua c'è gente. Okay. Well, thank you. Bye bye. Swave YouTube. Ciao, paga, grazie mille per il follow. Sono qua. Io sono singolo, ci sono le coppie. Mi sa che hanno ucciso quello che stava fightando con me. Che sa cazzo gli piglia? Non mi fido. Per me si sono nascosti qua. O c'è il tizio di prima, o penso di no perché ho sentito una morte. Sento ancora camminare. Oh. Non so se stanno sparando a me tipo per farmi uscire o cosa. Non ho capito. Hanno ucciso l'assassino? Qua è sto pezzo di merda, mi vuole far uscire. Sta sparando a muzzo questo. Per farmi uscire. Merda. Visto lì forse. Tipo qua. Dietro sto muro è il bastardo, secondo me. Per forza. Ma se n'è andato, può anche darsi se n'è andato.
Sento, eccolo. In acqua. Dov'è sto bastardo che non lo vedo? Eccolo. Sono in due. Preso. Che è dietro l'albero. Ora mi spottano. Cazzo, sono finiti. Non cadere. E vaffanculo, mi hanno spottato. Mi hanno spottato. Sono in due, cazzo. Perché ti dico. Vado a prendere l'indizio. Devo curarmi. Spara di sta siringa, Ambare, muoviti. Mi sono rimaste e non capisco perché solo 2 tacche di energia quando questa ne aveva 4. 2 grandi e 2 piccole. Le 2 piccole me le hanno bruciate la scorsa partita. Cos'è che ne recuperi? Cazzo è? No, cazzo, ho sbagliato. Cazzo, sono in tanti, non sono pochi. Morto sto pezzo di merda, oh. Devo camminare. O potrebbe essere quegli zombie. Ah, credo sia lo zombie, dai. Bella merda, di qua non si esce, da dove cazzo si esce? Da qua. Non riesco ora. Quelli sono fuggiti, cavolo. Sai in quanti siamo? Meno la metà, credo.
cavallo? Si mette a fare rumore. Scusa, non che ho preso manca in testa, si è messo a fare rumore lo stesso. Mi sa che è boss questo. Lo so. Come cazzo si entra? Che c'è lo schifo. Buono. Buoni, $20. Non è rosso. Ciao Vito. Non è rosso, quindi non ci dovrebbe essere altri cacciatori, perlomeno nelle immediate vicinanze. Pulviscolo bianco, quindi vai. Ok, terzo indizio, il mostro è lì. Non è detto che lo andremo a fare, perché meglio portare la pellaccia a casa con poco, ma continuare a potenziarti il cacciatore, piuttosto che andare incontro a morte certa. Ora vediamo. Non si sente sparare da un bel po'. Questa taglia qua, la numero 2, l'hanno già esiliata ed estratta, quindi rimane solo questo. Se c'è qualche altro player sul server, e ci sarà sicuramente, penso che ci concentreremo qua. Peraltro ci sono due uscite molto vicine, queste due. Il raggio Cyprus. Vediamo. Merda di corvi. Verso ovest. Non credo.
sentito veramente poco fight. Se sono morti di PvE, di zombie. Peraltro questo boss qua non l'ho mai cacciato. Avevo teste di puerco praticamente. Aveva la testa come. Aveva una testa di puerco per testa. Non lo so, forse dovrebbe essere il più difficile, credo. Più facile è il ragno, sicuramente. Poi c'è Mappapano. Cazzo di zombie. C'ho una tuzzi i zombie. E ora qua, prima di entrare, e ripeto, non è detto, perché comunque ho energia bassa, e andarci a perdere il cacciatore no, preferisco uscire fuori senza taglia. Vediamo che situazione troviamo. Si sente il porco inveire, grugnire. Ah, zombie merda, ci scasseteremo, vanno bene a rompere i coglioni, io lo saccio. Io lo saccio che poi li pigliare bene a rompere i coglioni a mio, totale. Ah, la pistola silenziata ci vuole, è morso, soprattutto io che gioco da solo, non gioco in coppia. Si sente il porco grugnire. Oh, non si sentono spari o cazzate del genere. Eccolo. Eccolo, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Noi siamo lontani ancora. Eccoli. Si sono palesati. Stanno facendo esplodere i bidoni. Cazzo stanno a fare? Sono molto vicino. Mi sa che hanno deciso di ingaggiare col boss. Non c'è una finestra. Finestre ci sono ma sono chiuse. Ammesso e non concesso che sia questo. Sì, deve essere questo. No, rimmoratore no! Rimmoratore no! Rimmoratore no, per favore. Quello fa un casino. Guarda che mi ammazza sicuro. Guarda, deve venire a rompermi il cazzo proprio adesso. Ci sono più spari. O c'è morto, o ha rinunciato, è uscito fuori, sta cercando. Ecco lì. Devo trovare una posizione migliore. Tutta acqua poi.
Bellissima la posizione qua, un po' scoperto, ma vabbè. Scoperto, cioè sono scoperto alle spalle praticamente. Vabbè. Boom, mi arriva un headshot e me ne vado a fanculo. C'è il terzo indizio da raccogliere ancora. Probabilmente nella casa questa grande lui poi. Hanno ucciso. Hanno ucciso. Uscite. A meno che non vogliono fare proprio il colpo quello e se ne vanno qua. Eccolo. Altro in due sono. In due sono. Non lo so quanto mi conviene ingaggiarli. Non lo so. Eccolo, sono anche parecchio scoperto, stavo per dire. Diciamo che sono morto, dai. Diciamo pure che sono morto, dai. Spara di sta siringa, muoviti. E via, andiamo. Ce li ho presso sicuro. Quelli sono in coppia, cazzo. Qua c'è lo schifo delle persone. Stare attento anche qua i diavoli di mare, come cazzo si chiama. No, preferisco andare all'estrazione a sto punto. Piazzato male. Sono pure in due. Loro c'hanno pure il potere. No, non ancora, perché non hanno preso la taglia, in effetti. Ma dopo ce l'avranno, però. Oh, devo andare ad aspettare, ma ormai non ce la faccio, ormai. Sono in netto vantaggio loro. Potrei provare a girarli, tipo. Ci perdo la vita, secondo me. Ci muovo vaffanculo. Porca di merda. Segnalano la posizione, sti bastardi. Benzine frasche. Uè, sono infrascato. Ho infrascato tutto. Che ho fatto? Ok. Mappa aggiornata, che significa? Cazzo c'è aggiornare ormai? Ma fammi capire una cosa. Ma lì non l'hanno ucciso. No, già hanno fatto l'estrazione, no? Sì, sì, appunto. Ok, ora almeno posso individuarli. Io posso individuare loro e loro hanno il potere dei 5 secondi però. Proviamo ad anticiparli adesso, vediamo. Da questo lato. Ma che va, me ne vado all'uscita. Secondo me sul server siamo rimasti noi e loro due. Cioè io e loro due. Uè. Sarà mica bello. Vabbè, andranno diretti all'uscita più vicina.
dicessi. Merda. Vediamo anche una falena mi ha beccato. E come? Ovviamente dando sempre... Vabbè, ma all'uscita se ne sono andati. Dando per scontato che siamo io e loro, che non è detto. Andiamo proprio a Roma. Infatti sono fuggiti. Tutte le taglie sono fuggite. 5 minuti per andare all'estrazione. Questo non significa che non ci possono essere altri team. Ci possono essere altri team. Magari super stealth, super silenziosi. E ora c'è un immolatore. Vabbè, non serve più un cazzo questo, dove minchia sta andando? E c'è schifo. Dei cristiani. Vai, vai, venite. Un po' di punti da portare a casa. Che immolatore. M'ha visto. Eh sì, m'ha visto. Così lo devo uccidere. Sono senza stamina. Sai che sono morto forse? Sono senza stamina. E quello è il problema. Ora lui mi picchierà a morte. Se lo prendo a cosa esplode. M'ha ucciso. Cazzo, non vado all'estrazione per uno... Ah, ho finito le siringhe pure. Non vado all'estrazione per un pezzo di merda. Di zombie? Non ci credo. Allora gli sparo io vaffanculo. Dove sei? Ce l'ho preso ancora. No, si è fermato anzi. Oh, devo stare attento a tutte le minacce del gioco praticamente. A quanto pare quando arrivi a questo punto qua la difficoltà si intensifica, se vogliamo dire così. Non ho più cure. 3 minuti, dobbiamo sparare che non c'è nessuno appostato peraltro. Penso che siamo rimasti proprio gli ultimi. Boom, headshot. Che cazzo è? In qua. No, pensavo fosse qualcosa sul lago. Che era una carovana, cos'è? Sì. Che pezzo di merda qua, immagino di nuovo. Dai, ce l'abbiamo fatta, penso, dai. Dai. Viviamo per morire un altro giorno. Minchia, è durata tantissimo sta partita. 1:20. Sti cazzi. Bei cazzi. E allora, alla fine che cazzo abbiamo combinato?
cacciatrice cresciuta. Qualche soldino. Ah, perché aggiunge un 52 blocco di punti talento. E i punti talento sono... Aspetta. Ah, questi qua. E c'ero tanto, cazzo me ne fotte. 50 vita blocco di vitalità, sì. Bella. Posso mettere un tratto pure. Questi illuminati. Yeah. Allora. Na 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 na. Proprio resistenza, arma media, insieme un'arma grande. Allora non lo posso mettere, comunque vediamo. Rapida ricarica delle coppie di armi, dei pacchetti di caricamento per di pistole sempre mano, no? Puoi avvicinarti di più agli animali senza allarmarli. In effetto si mostri come mastini infernali, maledetti. Aumento di vita. Ma aumento in che senso? Aumento di vita. Cioè nel senso, se mi manca vita mi rigenera o mi dà proprio un blocco di vita in più? Quello sarebbe interessante da capire. Io muoio, attacco strano. No? Fucili con leva, no? Ah, questo è per l'ottica. Velocità massima per più tempo. Ah, l'oscillazione che si riduce gradualmente non è male. Pistola o arma senza calcio? Dai, siamo col fucile, io direi. Vediamo cosa c'è poi, che qua. Passo felpato è bello. Nel tempo necessario per quella via dell'avvelenamento. No, credo scia, non mi serve. Rifornisci di tutti i tipi di diversivi dalle casse di munizioni. Rimane in modalità di dover aver sparato a un corpo con fucile a leva. Ma no. Sembra per le balestre, no. Questa non ho capito. Riduce il rumore quando selezioni un tratto. Ma che cazzo significa? Ma i tratti non sono passivi? O devo selezionare l'abilità? Ho visto scuola interagisce con gli indizi, le fratture, gli obiettivi sigillabili e le taglie abbandonate nelle vicinanze mantenendo una distanza di sicurezza. Sarebbe carino da provare. Ah, questo qua è il colpo che... 7. 7, non giocherò, cazzo. Ecco, di tutte queste... Danno da fuoco. Anche se terra... Mi lanciate... Sarebbe carina da provare questa. Ho visto che interagisci con gli indizi, le fratture, gli obiettivi esigliabili e le taglie abbandonate nelle vicinanze, mantenendo una distanza di sicurezza. Sarebbe carina questa. Oh, proviamola, fa ancora, vai. Countess Elizabeth Hedison wins. Mamma mia, vado al cesso, arrivo.
Vabbè, facciamo una piccola pausa adesso, quindi stacco, ma questione di 10 minuti o un quarto d'ora. Piuttosto che lasciare così tutto acceso, no? E dovrei riessere di nuovo online. A dopo. Bye bye.